È il 16 gennaio, voglio rispondere a delle domande che mi avete fatto in modo ricorrente riguardo al dolore. Sono sicuro che in questa diretta posso rispondere a molti di voi prendendomi un 30 minuti per questo. La prima domanda è: perché il dolore continua anche se gli esami sono normali? Questa è una domanda molto molto frequente. Tutte le persone che mi seguono hanno già effettuato degli esami, nonostante tutto i problemi e i sintomi continuano ad andare avanti. Quindi voglio toccare dei punti chiavi, ok? Mi sono preso anche degli appunti qua. È che gli esami, quando sono normali, non ci dicono nulla sul dolore. O meglio, gli esami, stiamo parlando di risonanze magnetiche, ecografia, lastre, ci dicono semplicemente che cosa ci sta nella struttura del nostro corpo, ma non ci dicono quanto allarme c'è nel nostro corpo, nel sistema nervoso. Quindi il dolore o il sintomo non è sempre, anzi, molte volte non è creato da un danno. Quindi quando noi andiamo a vedere gli esami, quando un fisiatra, un neurologo fa degli esami, cerca se trova dei danni che potenzialmente possono darti ehm, così delle diagnosi di problematiche come per esempio neurologiche gravi possono essere il Parkinson, la multipla sclerosi, oppure magari meno gravi come infezioni, malattie autoimmuni, come magari fratture. Quindi questo andiamo a vedere. Dalle strutture non vediamo l'allarme del corpo. Ecco perché costantemente le persone fanno sempre più esami perché vogliono sempre trovare qualcosa che non è trovabile con le normali diagnosi che abbiamo oggi, convenzionali. Quindi da una risonanza, da un'ecografia, non vedi quanto allarme c'è nel tuo corpo. Quando dico allarme vuol dire che il tuo sistema nervoso in questo momento, se hai ancora dei sintomi persistenti dai più di 3 mesi, è perché il tuo sistema nervoso è in iperprotezione. Cosa intendo iperprotezione? Vuol dire che è come se all'interno di te ci sia un incendio, ok? Ma non è fisicamente visto quell'incendio dagli esami. È giusto quindi fare degli esami per escludere problematiche gravi, ma nella maggior parte dei dolori persistenti non stiamo trovando nessun danno. Quindi il primo effetto che crea tutto questo danno, questa ipersensibilità, il primo fattore è la paura. La paura di qualcosa o del sintomo o di qualcosa che sta fuori dal sintomo, magari nei tuoi paraggi, nell'ambiente circostante. La costante paura e preoccupazione crea questi sintomi persistenti. E se non è la paura, è la negatività. Se non è la negatività, è la rabbia. Quindi devi un attimo entrare dentro di te, ascoltarti e capire e farti questa domanda di che cosa sto avendo paura in questo momento. La paura non è qualcosa che deve essere mantenuto per molto tempo, non è normale, la preoccupazione non è normale mantenerla per troppo tempo perché ci toglie energie e soprattutto perché non risolve la tua problematica, né del sintomo e né se io mi preoccupo di qualcosa non è detto che vado a risolvere quella cosa. Posso quindi capire se sono in controllo di quella cosa o non sono in controllo di questa cosa. I sintomi che abbiamo, che stai sperimentando, sono probabilmente al 99% in tuo controllo perché sei tu che controlli la paura, tu che controlli la rabbia. E quando dico controlli, qua bisogna fare veramente una pausa, non vuol dire che non ti devi impaurire, che non ti devi arrabbiare, che non ti devi... Puoi sentire questa paura, esserne cosciente e lasciarla andare, perché sai che questi esami finalmente ti hanno detto che non c'è nessun tumore, nessuna infezione, non stai morendo di una malattia terminale. Ok? Qui questo canale, se non l'hai capito,
è un canale rivolto a persone che soffrono di dolori dolori o sintomi persistenti, cervicalgia, mal di schiena, mal di testa. Quindi questa prima domanda, perché il dolore continua anche se gli esami sono normali, la risposta secca è il sistema nervoso in iperprotezione. 2. Seconda domanda. Se il dolore è neurologico, perché è questo di cui stiamo parlando, no? Dolore nociplastico, dolore neuroplastico, la stessa cosa, sinonimo. Quindi è un dolore neurologico, ma non neurologico creato da un danno, ma neurologico creato da una iperattivazione del sistema nervoso. Molte iperattivazioni sono arrivate nel periodo della pandemia, nel 2020, o sono arrivate prima di questo periodo della pandemia. Ne vedo veramente tantissimi clienti che arrivano e mi chiedono consulenze proprio perché il tutto è scaturito da quel periodo del 2020-2023 circa. E questo non è un caso, ok? Non è un caso. Quindi se il dolore è neurologico, perché lo sento così fisico e reale? Questa è un'altra delle domande che mi viene fatta spesso ed è una domanda molto molto intelligente, perché qua bisogna andare a capire che il dolore, uno è soggettivo, il sintomo è soggettivo e può essere creato semplicemente da un'attività chimica e neurologica, chimica elettrica. Pensa a un'autostrada, comunque dei fili, ok? Dei fili elettrici che vanno dal cervello, dal cuore, da tutti gli organi e creano un cocktail, no? Di sintomi. E questi cocktail di sintomi vengono creati da attivazioni, non da strutture danneggiate. Il problema è questo, quando senti dolore al collo, ti inizi a massaggiare, pensi che magari uno stretching possa darti un piccolo supporto, magari te lo dà, ma così stai credendo che il problema cervicale sia data da semplicemente mala postura, un problema di rettilizzazione della cervicale. Ti ripeto, nella prima domanda ti ho detto che non c'è un collegamento tra danno e dolore in queste nostre patologie, cioè in questi nostri sintomi neurologici, ok? Perché parliamo di attivazione neurologica. Quindi è reale, può essere molto intenso e quello che fa paura è questo, quando lo sentiamo molto intenso il dolore o il sintomo, qualsiasi esso sia, pensiamo che ci sia un tumore, perché quello è quello che pensiamo subito. Oddio, non mi hanno trovato nulla dal punto di vista corporeo, allora potrebbe essere un problema di tumore al cervello. Questo, quello che le persone non lo dicono, ma è questo che credono, no? Invece ti voglio tranquillizzare che il dolore o il sintomo può essere anche molto 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 intenso, pensiamo alla fibromialgia, dolori molto molto intensi, dove di strutturale non c'è nulla. Infatti quella struttura può guarire e rimane la stessa struttura del corpo, ma non ha dolore, non ha sintomi. Perché? Perché il sistema nervoso centrale, cervello, cuore, molte persone parlano solo del cervello, ma voglio parlarti anche del cuore, perché anche il cuore ha un suo sistema nervoso centrale. Purtroppo, nella neuroscienza di oggi, si parla quasi solo del cervello, che è molto importante, fa parte di questa orchestra che abbiamo, ma il cuore ha anche molta importanza. Quindi c'è un allarme appreso e automatizzato dentro di te. Quindi il dolore neurologico può essere anche molto molto intenso ed è assolutamente reale. Non è qualcosa che ti stai creando tu dalla testa e te lo stai immaginando. È assolutamente reale ed è soggettivo però. E il corpo in questo momento sta mantenendo, mente e corpo, sta mantenendo questa iperprotezione. Tu pensa a un bambino che ha paura, continua costantemente a piangere, non puoi semplicemente dire non avere paura, bisogna insegnargli
a questo bambino che non c'è nulla di cui avere paura perché c'è del supporto, perché ci sono delle parole di conforto. Invece noi cosa facciamo? Noi, inteso le persone che soffrono di dolori persistenti, semplicemente lo tacciamo il corpo, no? Però noi sappiamo oggi nel 2026 che la medicina allopatica, ovvero quella che dà supporto con farmaci, è un supporto, non va alla radice. Io dico perché a questo punto, dopo tanto tempo, magari non andiamo direttamente alla radice e se non capiamo la radice, capiamo almeno che o è paura, o è rabbia, o è risentimento, o è non perdono. Cioè, questo sintomo psicosomatico, anche la parola psicosomatica, sembra veramente qualcosa di che andiamo a rimpicciolire un qualcosa semplicemente dicendo ah ma è tutto nella tua testa. No, perché c'è anche molto il corpo. Quindi questa domanda, se il dolore è neurologico, perché lo sento così fisico e reale, la risposta è perché assolutamente è creato dal sistema nervoso centrale e non è dato da una struttura e può essere mantenuto semplicemente da un allarme appreso e automatizzato da quanto tempo, non so, decenni a volte. Numero 3, perché a volte miglioro e poi il dolore ritorna. Molte persone vedono i miei video, fanno le mie meditazioni, fanno magari della respirazione, fanno del movimento, hanno questo periodo floreo, perché all'inizio cos'è che c'è? All'inizio c'è la fiducia, c'è la capacità di creare una credenza di guarigione, dire io non sono rotto, finalmente c'è qualcuno che mi sta dicendo che queste cose non me le devo tenere tutta la vita, che probabilmente la mia problematica non ha nulla a che fare con la struttura del mio corpo, ma con il modo in cui io reagisco allo stress, dal modo in cui da quello che io so della mia problematica. Quindi c'è un periodo in cui tu migliori, soprattutto il primo periodo, possiamo anche dire che è un effetto placebo è reale ed è un effetto da usare, quindi la credenza, la fiducia, la fede è qualcosa di più grande, ma la fiducia che tu poi stai andando in un percorso di guarigione, però poi il dolore ritorna. Quante persone a gennaio, a dicembre, a gennaio, questi 2 mesi, hanno avuto delle ricadute? Tantissime, tantissime. Infatti le persone che io assisto a gennaio sono molto di più, a dicembre e gennaio sono molto di più di quelle rispetto a magari a metà stagione. Ma perché si vanno a intersecare tantissime cose, il ritorno al lavoro, una vita nuovamente basata sulla paura, sulla preoccupazione, è tutto un, se vogliamo, anche egocentrismo, il fatto che tu ti metti sempre al centro del mondo, no? Tu sei al centro del mondo. Questo è il tuo ego. Nel mio canale parlo molto di ego, nel mio metodo Neurobalance parlo molto di ego, perché l'ego è quello che ti fa sballottare tra un periodo buono e un periodo non buono. Sicuramente c'è dell'ego e sicuramente c'è il fatto che il sistema nervoso testa e tende ad andare in regressione rispetto a quello che è familiare, non a quello che non è familiare. Quindi ci vuole del coraggio e della fiducia nel dire, ok, non posso vivere la mia vita come ho fatto negli scorsi 6 mesi, perché in quei 6 mesi non ho visto cambiamenti. Non ho visto cambiamenti in me dal punto di vista emotivo, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista fisico, ok? La parte fisica è sempre quella che arriva dopo. Ma non puoi essere la stessa persona di 6 mesi fa e cambiare, e pensare che il tuo sintomo cambi. Non è semplicemente una visita in più dal neurologo o dal fisiatra che guarirà magicamente il tuo dolore o i tuoi sintomi, ma è come magari ti rapporti con lo stress, che è una cosa che è assolutamente normale averla, ma il nostro focus
probabilmente nei scorsi 6 mesi è stato un focus negativo su quello che non va, su quello che gli altri mi hanno tolto, su quello che io non ho, invece del, ok, io posso creare da adesso magari un 1% di versione diversa di me, del mio ego, magari concentrandomi su quello che va invece che su quello che non va, concentrandomi su quello che posso imparare, su quello che sto imparando, su quello che voglio imparare, non su quello che mi manca, su quello che mi hanno fatto, è tutta colpa di mio marito che di quel divorzio, è colpa dei miei figli, è colpa degli altri, è sempre colpa degli altri. Ma se io prendo la responsabilità e dico ok, negli scorsi 6 mesi il dolore non è migliorato, negli scorsi 6 mesi il sintomo non è migliorato. Che credenze ho di questo sintomo? Primo punto. In Neurobalance infatti dico sempre, il primo punto, il primo step è capire cosa sta succedendo nel tuo corpo, che non è un corpo danneggiato, ma è un corpo ultra impaurito. Stai praticamente vivendo con un terrore inconsapevole, con una paura inconsapevole, stai vivendo di paura. L'emozione della paura crea una vibrazione estremamente velenosa dentro di te e dentro il tuo sistema nervoso. Leggo anche i commenti, visto che è una live, una diretta, ho 15 minuti, quindi fatemi tutte le domande lì sotto che posso andare a rispondere perché non starò qui tanto. Nessuno è com'era 6 mesi fa, già rispetto a ieri oggi siamo cambiati. Ogni secondo cambiamo, ogni pensiero ti fa cambiare, soprattutto una decisione può farti cambiare tutta una vita. Ok, io ho preso una decisione diversi giorni fa di non scrollare più il cellulare perché quello scrollare a volte, quando sei magari annoiato, hai quei 10 minuti, quello scrollare non serve assolutamente a niente, quindi ci vuole una decisione secca e dire per chi lo sto facendo, ma per chi? Sì, siamo costantemente o impauriti o preoccupati per qualcosa di esterno e quindi col fatto che magari stai scrollando stai coprendo un po' quelle preoccupazioni e quelle paure, no? Però poi quando ne sei consapevole dici ma perché? E nel momento che ne sei consapevole puoi dire ok basta, quindi la decisione è ora basta, ora basta. A volte una decisione con un rituale, magari con una candela accesa, ok? Magari una preghiera, un rituale, ti aiuta molto più che magari una respirazione o una meditazione. Comunque mi sto perdendo un attimo, eh. Quindi numero 3, perché a volte è migliore e poi il dolore ritorna? Qui stiamo parlando di... non è che vai indietro, non stai tornando indietro, ma è una sorta di sballottamento del sistema nervoso che sta cercando di capire dove posizionarsi. E quindi in quei momenti, quando il dolore ritorna, i sintomi ritornano, è proprio lì che non bisogna perdere la fiducia del tuo corpo e costantemente dare gli stessi messaggi di sicurezza. I messaggi di sicurezza possono essere tutti differenti, ok? Ma a volte anche non fare nulla, rimanere nel silenzio per 5 minuti, quello è un messaggio di sicurezza. Perché non pensiamo semplicemente che bisogna meditare, ma a volte bisogna magari semplicemente stare in occhi chiusi a respirare e notare cosa sta succedendo nel nostro corpo. Notare non vuol dire fare, non vuol dire controllare, perché controlliamo ogni singolo secondo nella nostra giornata, da quando metti il piede a terra a quando lo rimetti sul letto. 24 ore su 24 puoi controllare e lo fai molto bene, perché se sei qua a vedere questo video e hai sintomi persistenti, probabilmente stai controllando molto molto bene. Sei un master del controllo, sei un master della preoccupazione, sei un master della negatività. Master. Quindi, e questo non voglio dare una colpa a nessuno, io sono stato uno di quelli e costantemente quando arrivano i dolori o i sintomi, perché il dolore è il sintomo, non vuol dire che sparisce per tutta la vita, potrà ritornare in particolari situazioni, ma tu sai che ci sei già passato e
Non ti devi di nuovo richiedere, oddio, adesso sto ricontinuando ad andare indietro, Madonna, cosa devo fare? No, perché se hai fatto un percorso, sai che poi lo puoi rifare in modo autonomo, dire senza nessuno che ti dica costantemente cosa devi fare durante il giorno, no? 4. Numero 4. Devo evitare movimenti o attività quando ho dolore? Ok, prendiamoci molto tempo qui, almeno un 10 minuti, anche meno. Questa è una domanda molto pratica, ok? Non c'è bisogno di pensare a chissà che cosa, a spiritualità, all'ego, a quest'altro, ok? Rimaniamo proprio pratici, mi piace. Allora, se tu hai dolore persistente o sintomi persistenti, ok? Ma gli esami non ti hanno dato una chiara ragione, o comunque sono sproporzionati. L'esame sembra ok, però i dolori sono molto alti, no? E questo, o i sintomi sono molto alti. Cosa che accade al 100% dei clienti che seguo, ok? Hanno tutti degli esami ok e poi i sintomi sono molto alti. Quando dico esami ok non vuol dire che quegli esami non hanno delle ernie, delle artrosi o non hanno delle scoliosi, non hanno delle rettilizzazioni della cervicale. Quelle sono normali rughe, a meno che non ci siano stati degli impatti, dei traumi fisici. Ma non arriveresti a me, andresti all'ospedale, andresti al pronto soccorso, andresti dall'ortopedico, ok? Non arriveresti a me, fisioterapista, terapista dei dolori nociplastici. Quindi, devi evitare un movimento se il tuo corpo in realtà è ok? Risponditi. Che senso ha evitare un movimento se sappiamo che il nostro corpo è ok? Sì, perché hai paura del dolore del sintomo, ma io ti ho detto che all'inizio, proprio all'inizio, la radice del dolore, dei sintomi psicosomatici o cronici è la paura, è quella vibrazione bassa, quella preoccupazione, il costante cercare di fare qualcosa di giusto. Quindi cosa fai? Non fai quella pratica, non fai quell'attività, perché hai paura. E cosa fa il sistema nervoso? Registra questo, questo comportamento e ogni volta che tu hai paura, ogni volta che ti dà un sintomo, tu reagirai con paura e il sintomo rimarrà uguale, non andrà giù, rimarrà uguale oppure andrà su, non andrà giù. E più andrà su e più rimarrà uguale, più avrai paura, più avrai preoccupazione, più penserai a te stesso o te stessa e meno penserai agli altri. In queste condizioni il sintomo cronico ti toglie tutta la vita, ti risucchia. Infatti l'hai visto, se stai guardando questo video probabilmente la tua vita è tutta rivolta verso il sintomo, tutta. La prima cosa che pensi la mattina quando ti alzi, oddio, speriamo che oggi sia una giornata migliore di ieri, però poi guardi e senti il sintomo, ma ce l'ho ancora? Fammi vedere, fammi capire. Questa ipervigilanza, questa preoccupazione costante, quello è un qualcosa che tu puoi prendere la decisione e dire ok, vedo consapevolmente questo comportamento e adesso prendo la decisione che ogni volta che lo noto e ne sono consapevole, lo lascio andare. E penso e mi distolgo, mi focalizzo su qualcosa che può andare oggi. Non costantemente, oddio, questa cosa non andrà, chissà come farò oggi con questi sintomi, andrà sempre peggio e ti vedi già in visualizzazione di quello che non va. Quindi non devi evitare nessun movimento, assolutamente, o nessuna attività. Anzi, sono proprio quegli evitamenti che creano i dolori. Perché? Te l'ho detto prima, evitamento eh, crea un sintomo, il sintomo crea poi una paura e poi un comportamento. Quindi l'evitamento è il carburante del sintomo. Qualsiasi sintomo tu abbia, dolore pelvico, cervicalgia, mal di testa, tensione alle spalle, qualsiasi sintomo. E bada bene che in queste situazioni il tuo ego ti dirà,
però io non sono molto convinto che questo sintomo sia proprio di questa natura qua. E allora ti dico, vai su www.veneziano-therapy.com, therapy con TH, e fai la tua valutazione dei sintomi. venezianotherapy.com. Fai la valutazione dei sintomi. I tuoi sintomi potrebbero essere molto probabilmente di questa natura di cui ti sto parlando. Molto probabilmente, stiamo parlando dell'80% delle persone ha questa chiara attivazione del sistema nervoso. Poi c'è l'altro 20% che è un po' mixato, ok? Magari c'è la percentuale sia diciamo strutturale che la percentuale anche del sistema nervoso ipersensibile. Ma probabilmente non ti trovi in quella situazione. E se hai questo dubbio, puoi sempre candidarti per una valutazione, ne parliamo, possiamo capirlo insieme. E quello lo puoi vedere tramite il link in descrizione. Ehm, Guarda bene che questo non è un invito ad entrare ad un percorso con me, perché non puoi entrare semplicemente decidendolo, c'è una selezione e voglio selezionare veramente in questo 2026 sempre migliori, sempre le persone sempre più portate, più portate al raggiungimento di una guarigione totale, ok? Totale o comunque semitotale. Poi uno può anche dire che cosa vuol dire guarigione. Comunque, devo evitare movimenti o attività quando ho dolore? Assolutamente no. Il movimento sarà graduale, ovviamente, non fare una maratona, ma dovrei iniziare a farlo. Inizia yoga, inizia Pilates, inizia le camminate, inizia qualsiasi cosa e tu mi dirai, ma i sintomi poi andranno su? Sì, andranno su inizialmente, perché è così che ha imparato il tuo corpo e tu dovrai rieducare il tuo corpo nuovamente con fiducia, con coraggio, perché tu sai oramai la parte più teorica e adesso è tutta pratica. Questo percorso è praticamente 90% di pratica e 10 di teoria. E quindi poi imparerà il tuo corpo, ma non sarà un percorso semplice, assolutamente no, non sarà un percorso semplice. Sarà di alti e bassi, anche molto molto intensi. Numero 5. Cosa posso fare concretamente quando il dolore si attiva? Ok, quando il dolore è molto intenso, cosa puoi fare? Non combattere, molli la presa, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Quello che puoi fare è cambiare la tua risposta interna, perché il sintomo crea un'emozione e quella emozione, se ti porta in un circolo di negatività, è tuo dovere, con la tua decisione, con la tua forza di volontà, non farti risucchiare. Se ti fai risucchiare da quella negatività, sarà sempre peggio, perché normalmente è la paura, è la preoccupazione, è il senso di colpa, è il rimuginio, è tutte queste emozioni negative che creano poi un circolo vizioso. Ciò non vuol dire reprimere, ok? Questo è proprio quello che non dobbiamo fare. Lo sentiamo e poi portiamo il focus su qualcosa di leggermente più neutro. Lo so che se hai dolori intensi al collo, alla schiena, ovunque, in quel momento non puoi semplicemente essere felice, ma qua non ti sto chiedendo di essere felice, ti sto chiedendo di essere neutro, neutrale, ok? Sicuramente la meditazione ti può aiutare, ma quando il dolore è molto alto non puoi fare nulla, non c'è tracciamento, non c'è tapping, non c'è... Perché in quel momento stai facendo degli esercizi con la paura, con l'urgenza di portare giù un sintomo. Invece la cosa migliore che puoi fare è non combattere, lasciare andare, attendere, ok? Quindi, se queste domande ti risuonano, ok, non è un caso, significa che il tuo dolore, il tuo sistema, il tuo sintomo non è il problema, ma questo sintomo o dolore è un segnale del tuo sistema nervoso che può essere riequilibrato, riaddestrato, ma non con la stessa persona che sei oggi.
Stai entrando in una transizione, se non sei entrato in questa transizione consapevole, il tuo corpo ti porterà a sintomi atroci fin quando non cambierai e se non vuoi cambiare, mi spiace, mi spiace, ma ci vuole il cambiamento. Quindi sarà tua decisione. Quindi quando dico il dolore è una decisione, non perché te lo vuoi, sei tu a decidere, ah, adesso datemi dolore o non datemi dolore, o non datemi sintomi, ma sei tu a decidere, vuoi rimanere la stessa persona dal punto di vista interno o vuoi cambiare? Se non vuoi cambiare per te, cambia per i tuoi nipoti, cambia per tuo figlio, cambia per la persona che ti sta al tuo fianco. Perché vuoi o non vuoi, se sei arrivata fino a qua, sei arrivato fino a qua, sei arrivato fino a qua con un sistema che ti ha protetto e ha funzionato fino ad oggi, ma non funzionerà per sempre così. Quindi l'urgenza adesso non è vado a farmi un altro esame nuovamente, ma l'urgenza è come faccio, o meglio, non come faccio, ma con che stato vivo domani, oggi, la mia giornata. Vivo con quello stato di preoccupazione e ansia e puoi decidere se vivere con questo stato o semplicemente, non dico semplicemente, non è semplice, ehm, ma semplicemente dire, ok, cosa mi sta insegnando adesso questo dolore, questo sintomo di me? Sicuramente ti ha insegnato, e spero che tu lo veda, quanto negativo e quanta negatività hai portato dentro la tua vita, e questa è una decisione, e non è colpa di nessuno, perché i traumi ce ne abbiamo avuti tutti, non ti mettere al centro del mondo, ok? Nota che molto probabilmente non sei tu, nel tuo corpo, non sei tu a decidere, ehm, ad aver deciso di aver preso questo dolore o sintomo, non è colpa tua, il tuo ego ti ha portato a queste situazioni. Ho sforato un po', ok? 30 minuti. Ehm, non risp- Rabbi Ismaele mi dice la mia urgenza adesso è se puoi spiegarmi come friggere le seadas. Molto spiritoso. Ti dico già che insomma non sono un esperto di seadas, tra l'altro a me non piace neanche la seadas, quindi devi chiederlo a Google, sarà sicuramente più bravo di me. Ragazzi, grazie per essere rimasti fino a qua. Abbiate fiducia del vostro corpo che non è contro di voi. Voi non siete il vostro ego, voi siete molto di più, siete luce, siete energia. Se vi identificate con i vostri dolori e con i vostri sintomi, non ve ne uscite più. La non identificazione è un processo molto complesso, non compreso, ma molto, molto lungo. Magari non bastano 2 mesi, magari hai inizialmente un miglioramento dei sintomi con i miei video, le mie meditazioni, ma quello è solo il primo passo. Non lasciarti, eh, non lasciatevi ammaliare, comunque abbaiare, come si può dire, dalla tecnica, dalle tecniche, perché non è la meditazione, non è il tapping, non è la scrittura che fa guarire, ma quelle sono semplicemente delle entrate, delle porte che vanno direttamente dentro di te e ti fanno vedere con un occhio che non sei il tuo ego, che tutto quello che stai creando è una storia, ti stai identificando in questa storia e il tuo ego lo sta facendo perfettamente e ti sta riportando, è uno specchio, il tuo corpo è uno specchio della mente. Quando senti questi sintomi, non avere paura, perché è come avere paura di te stesso, no? Come fai ad avere paura di te stesso? Cioè stai avendo paura praticamente del tuo ego. Lo so che qui sto entrando in un discorso anche molto astratto, ok? Però inizialmente non è importante sapere, capire tutto, ma semplicemente nota quanta negatività stai avendo. Boom. E il notare ti fa già capire poi se vuoi decidere di continuare in quella negatività o restare leggermente un po' più neutro, ok? Vedere un po' più luce. Va bene ragazzi, grazie e ci vediamo alla prossima live e al prossimo video qui su YouTube.
Se siete interessati ad avere una consultazione con me, lo potete fare con il link in descrizione che vedete nel video o nel primo commento, ne metterò uno, ok? Per adesso è tutto, ciao, alla prossima.